quella odierna è davvero una bella storia. Navigare sul Po è un libro molto agile ed è la storia di 200 anni di una famiglia di barcari. Parliamo della famiglia Gnan, famiglia polesana. 200 anni in barca. Cos'è che l'ha colpita al punto da dire devo scrivere un altro libro? A me ha colpito soprattutto il rapporto fra l'uomo e il fiume, nel caso di dirle questo grande fiume che è il Po, l'amore che si sentiva da parte di questo testimone, Adriano Gnan. Ho cercato di riportare con le sue parole. Poi ho sentito anche la testimonianza della mamma di Gnan sulla storia del papà. Fra l'altro la mamma di Adriano aveva figli piccoli proprio durante l'alluvione famosa del 1951, ecco che allora ho parlato anche dell'alluvione. Leggo alcune righe dalla terzultima di copertina. Dopo 40 anni sul Po, raggiunto il massimo della pensione alle 8 del mattino di sabato 20 marzo 2004, Adriano Gnan dice addio alla navigazione. 6 scarne parole nel suo taccuino sotto il timbro del rimorchiatore Mantova registrano l'evento senza nulla concedere a nostalgia, rimpianti o commozione. C'è scritto: sbarcato, aperta parentesi, definitivamente, chiusa parentesi, a Ponte Lagoscuro, ore 8. Colpisce quella parola tra parentesi, definitivamente, non solo perché l'ha presa d'atto della fine di un percorso individuale di lavoro, ma perché ci ricorda che con il comandante Adriano dice addio al Po, l'ultimo erede di una famiglia di barcari polesani, Gnan Trivea, che da almeno 200 anni navigava sulle acque del grande fiume. Quel 20 marzo 2004 una pagina di storia si chiudeva per sempre.